TG, una buona giornata, una buona domenica, ben ritrovati nei nostri studi. Insomma, 4 mesi sono passati dall'inizio emergenza Covid, 4 mesi di informazione puntuale, giornaliera, quotidiana, che è arrivata direttamente dalla sede regionale della Protezione Civile per voce del presidente Luca Zaia e che puntualmente ogni giorno lo avete visto assieme ai 2 assessori Lanzarin e Bottaccin. Insomma, allora facciamo un po' il punto dopo questi 4 mesi di aggiornamento quotidiano proprio con il governatore Zaia. Si mette nei panni di un cittadino che non necessariamente deve essere anziano o bimbo, di un cittadino che si fa il lockdown, si fa la quarantena, resta chiuso in casa in un piccolo appartamento magari di 50 metri quadri, magari anche senza terrazza, e questo si passa, non può permettersi di uscire e prendersi una multa perché sballa tutto il bilancio familiare, e si passa 1 mese, 2 mesi, 3 mesi. Ci vuole una voce, fra virgolette, familiare che ti dia delle indicazioni. Un filo diretto per oltre 4 mesi è un appuntamento diventato in un certo senso un nuovo modo di fare comunicazione. Primo giorno in cui manca lo scenario dell'unità di crisi di Marghera e fa un certo effetto non vedere la selva di microfoni e Zaia al tavolo. Momento costante dal 21 febbraio, i mesi dell'incubo coronavirus. Non trovavo corretto dare l'incarico, che so, al mio direttore della sanità piuttosto che a qualche altro dirigente di parlare ai Veneti. I Veneti devono sentire parlare chi poi prende le decisioni. Non solo Zaia, da quel tavolo sono passati medici ed esperti, testimoni di una situazione che si stava evolvendo e della quale non si conosceva l'epilogo. Troppi giorni per chi, avversari politici in primis, ha attaccato Zaia accusandolo di fare uno show. Ma Zaia fa politica, ma Zaia condizione i Veneti. Partiamo dal presupposto che io non sono colui che pensa che i Veneti siano degli idioti che possano essere teleguidabili da una conferenza stampa, quindi chi dice questo pensa che i Veneti siano degli idioti. Innegabilmente la popolarità di Zaia, già altissima, è schizzata ancora più in alto, uscendo dai confini regionali, tanto da impensierire anche Matteo Salvini. Ma il governatore ribadisce, è stata una necessità per mantenere alta l'attenzione. Bastava sollevare il piede dall'acceleratore, farsi vedere una volta alla settimana, fare qualche telefonata e qui veniva giù il mondo. Soprattutto per non lasciare soli anziani e bambini, con una soddisfazione particolare. Il fatto che mi abbia chiamato una psichiatra dell'età evolutiva qualche giorno fa, quindi a fine emergenza, e mi ha detto: guardi, io posso certificare che lei è l'unico in Italia che si è occupato dei bambini, che si è occupato di parlare tutti i giorni ai bambini, che ha fatto vedere i disegni. Qualcuno banalmente va: ma Zaia, cioè, rende ridicola l'istituzione, fa vedere i disegni. Guardate, io faccio vedere i disegni perché i bimbi vanno coinvolti. Ci ho fatto l'operazione dei pulcini per coinvolgere i bambini. Quei bambini stavano a casa tutto il giorno a vedere in TV camion che trasportavano morti, genitori che parlavano del pericolo e della paura di morire. Mesi di paura e di decisioni anche shock. Mettiamo in fila le cose. Il 21 febbraio le ho decise io queste robe. I 3.000 tamponi a vo', contro legge. Ho deciso da subito di chiudere l'ospedale di Schiavonia. Anche qui vorrei ricordare che è partito subito un comitato. Cioè, oggi con 2.000 morti, 6.500 guariti e 20.000 contagiati, mi chiedo che senso avesse avuto fare un comitato per riaprire Schiavonia perché Zaia l'aveva chiuso. In ogni caso nessun allentamento, ma una pausa. Il 29 e 30 giugno si torna a Marghera per nuove comunicazioni, poi appuntamento cadenzato settimanale. Il virus è debole, ma non è sconfitto. E fuori di Covid, il futuro, coronavirus permettendo, vede un percorso da riprendere, l'autonomia, affidata alla metafora tra genitore e figlio. E non è che il genitore pensa: perdo il mio potere perché non ordino più delle cose al figlio, ma dice: cavoli, mio figlio è diventato adulto e andrà a vivere da solo, si farà una famiglia, e quella è l'autonomia. E allora vediamo il bollettino, il report inviato da Azienda Zero per vedere le variazioni, se ci sono state. Ci sono questi nuovi 5 casi positivi, 3 in più a Belluno e 2 a Treviso, un totale di 19.275 positivi. Buonissimo il dato relativo ai soggetti in isolamento domiciliare, sempre in calo, siamo a 711 persone. E andando a vedere la situazione all'interno degli ospedali, area non critica, terapia intensiva, c'è questo 0 che davvero è positivo come dato, perché vuol dire che tutto resta invariato. 186 restano i pazienti in area non critica, 11 le persone in terapia intensiva, di cui sempre 10 negativizzati e solo un positivo. Fortunatamente anche questo 0 relativo ai decessi nella notte restano
Quindi nessun decesso, 1427 le persone che hanno perso la vita all'interno degli ospedali, delle strutture ospedaliere dall'inizio dell'epidemia, quindi da quel 21 febbraio ad oggi. E parlando proprio di nuovi casi positivi, abbiamo visto che ci sono 3 nuovi casi positivi nel Bellunese, uno nello specifico ancora nella giornata di ieri che a Feltre ha fatto sì che venisse chiuso un esercizio commerciale, e allora vediamo tutti i dati. È chiuso da ieri sera per Covid l'Eurobrico di Via della Zuecca a Feltre. Il caso è stato confermato dall'esito positivo del tampone cui è stato sottoposto un addetto del negozio, che ha fatto scattare immediatamente l'indagine epidemiologica disposta dal Dipartimento di Prevenzione di ULSS Dolomiti. A dare la notizia ad Antena 3 l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin durante un collegamento in diretta. Abbiamo avuto dei focolai, ma focolai circoscritti, ricordiamolo, abbiamo avuto quello della Serena, della caserma Serena a Treviso, abbiamo avuto quello della Badante a Padova, oggi ne abbiamo uno a Belluno che è un addetto del centro commerciale Eurobrico e infatti è stato chiuso il centro commerciale di Feltre Eurobrico proprio per fare un'indagine epidemiologica, perché c'erano 2 addetti appunto che erano risultati positivi. Sorpresa tra i clienti che stamattina si sono trovati di fronte a un cartello che indica la chiusura del negozio per ragioni non specificate. Tutti i contatti stretti dell'addetto risultato positivo al Covid-19 sarebbero già stati individuati e sottoposti a quarantena fiduciaria. Il Dipartimento di Prevenzione di ULSS Dolomiti ha informato dell'accaduto il sindaco di Feltre Paolo Perenzin e ha invitato in via precauzionale la direzione di Eurobrico a chiudere il punto vendita sino a quando non sarà completata l'indagine epidemiologica. Abbiamo casi in diminuzione o molto stabili, ma l'attenzione resta alta, ha detto l'assessore Lanzarin. La situazione oggi è molto circoscritta e questo sistema ci permette anche in qualsiasi momento ho fatto l'esempio di Feltre, quindi non a caso, di chiudere e quindi riuscire a fare l'indagine epidemiologica e quindi effettivamente isolare e quindi far sì che il virus non si propaghi. Il nuovo caso di positività per coronavirus riscontrato sull'addetto dell'Eurobrico di Feltre è l'unico di oggi in un Veneto che già sta programmando la propria attività di prevenzione per il prossimo autunno. Per settembre valuteremo sicuramente con l'avvio dell'anno scolastico, con la ripresa comunque ordinaria di tutte le attività, anche delle misure a campione sperimentali di questo tipo probabilmente. E a proposito di Covid positivi, era positivo al coronavirus, al Covid-19, si trovava in ospedale a Padova, è scappato, è stato rintracciato e denunciato. È evaso dalla finestra del reparto di malattie infettive dell'ospedale di Padova, dove era ricoverato perché positivo al Covid. Una fuga in piena regola, nemmeno stesse scontando la reclusione in una cella. Protagonista un 28enne pakistano residente nel Piovese che fortunatamente è già stato rintracciato e riportato in ospedale dopo essere stato denunciato. Lo straniero positivo al coronavirus è rimasto in circolazione dalle 19 di venerdì 26 giugno fino alle 10 di mattina di sabato 27 giugno, quando è stato bloccato da una camionetta dell'esercito e dagli agenti della polizia ferroviaria vicino alla stazione di Padova mentre camminava senza mascherina. Pare che all'origine della sua fuga ci sia stato un diverbio in reparto. Lo straniero, ricoverato in ospedale dopo un malore e risultato positivo al tampone, aveva chiesto più volte un caricabatterie per il cellulare che però gli era stato negato e così poco dopo è scappato. Quando i militari e i poliziotti lo hanno bloccato, l'hanno subito dotato di mascherina e riportato in ospedale. Il pakistano è stato indagato per delitto colposo contro la salute pubblica. Sono in corso accertamenti per capire con chi si è incontrato. Tutte le persone che sono venute in contatto con lui durante la fuga dovranno essere sottoposte a tampone e messe in quarantena. Crisi nel mondo del lavoro, sul piede di guerra sono le lavoratrici che si occupano delle mense scolastiche, sono a casa da febbraio, hanno chiesto aiuti a gran voce al governo ma ancora niente. Mi ha chiamato una lavoratrice con un figlio a carico, vive da sola e ha la difficoltà di arrivare al pagamento dell'assicurazione dell'auto, nel senso che se l'ammortizzatore sociale non arriva, purtroppo a settembre c'è il rischio che non riesca neanche a raggiungere il suo posto di lavoro.
I sindacati stanno ricevendo in continuazione telefonate drammatiche come quella di oggi, di lavoratori delle mense di pulizia delle scuole a casa forzatamente da febbraio, senza stipendio, con gravi ritardi nella liquidazione delle indennità previste e soprattutto in prospettiva di non ricevere nient'altro per la sospensione scolastica estiva, con l'incognita della riapertura a settembre. Una prospettiva angosciante. Stiamo parlando di lavoratori e lavoratrici con contratti part-time flessibili, diciamo dalle 3 alle 4, 5 ore giornaliere e con retribuzioni che vanno circa dai 300 massimo 600-700 euro netti mensili. Sono circa 600 i lavoratori in provincia di Vicenza che hanno chiesto al governo, attraverso un incontro col prefetto, di ottenere l'estensione della cassa integrazione e il versamento dei contributi per i 3 mesi estivi attraverso la NASPI. Io credo che un buco sia contributivo che retributivo di 3 mesi sia un gran danno a queste persone che fino ad oggi, come dire, hanno sostenuto anche il mondo scolastico italiano. Se le risposte non avverranno in poche settimane, assolutamente ci stiamo già preparando per altre mobilitazioni. E a proposito di scuole, sentiamo dall'assessora regionale Manuela Lanzarin proprio le linee guida che sono state approvate nella conferenza Stato-Regione relative alla scuola. L'assessore regionale Lanzarin ripercorre il travagliato percorso che ha portato all'approvazione di linee guida condivise in conferenza Stato-Regioni per il prossimo anno scolastico. Di fronte alle misure del governo il confronto si era bloccato con le regioni che avevano portato le proprie proposte poi accolte dall'esecutivo. Organici, risorse, mascherine, i nodi più difficili da sciogliere. Alla fine da Palazzo Chigi è arrivato lo stanziamento di 1 miliardo di euro, la promessa di assumere personale docente e ATA, mentre per quanto riguarda i dispositivi, 2 settimane prima dell'avvio delle lezioni spetterà al Comitato Tecnico Scientifico pronunciarsi. Le regioni in sede di confronto hanno voluto fortemente venisse riconosciuta l'autonomia scolastica. Ogni scuola ha una storia a parte, ha un vissuto a parte, quindi deve anche poter agire in base a quelle che sono le condizioni logistiche, strutturali, diciamo così, anche la numerosità degli alunni che c'è all'interno di ogni scuola. L'educazione a distanza è qualcosa di aggiuntivo, è qualcosa che può essere, ma non deve assolutamente sostituire la formazione tradizionale. Rivista anche la distanza di 1 metro che sarà da testa a testa per gli studenti e di 2 metri dall'insegnante, e questo, spiega l'assessore, faciliterà il compito degli enti locali e dei dirigenti scolastici di reperire spazi necessari. Discorso a parte poi il Veneto l'ha fatto per la fascia 0-3 e 3-6 anni. Abbiamo chiesto un'attenzione maggiore ma anche una maggiore flessibilità per quanto riguarda il comparto 3-6. Propedeutiche saranno le linee guida adottate per l'avvio dei centri estivi che prevedono un rapporto tra educatore e bambino. Quello che noi abbiamo chiesto però è appunto che non ci siano rapporti e che anche le misure di distanziamento all'interno delle classi siano più flessibili rispetto a una primaria, una secondaria o una scuola superiore, dove ci sono dimensioni e modalità diverse anche. Ma il lavoro per il prossimo anno scolastico non può ancora dirsi concluso. La richiesta dell'aumento dell'organico, la richiesta di fare un tavolo separato per quanto riguarda il problema dei trasporti, perché poi l'altra tematica sarà quindi i trasporti, come arrivare a scuola in sicurezza e con tutte le modalità e le linee che verranno appunto varate. Linee guida precise, abbiamo sentito, i sindacati dicono bene queste linee guida, bene questa traccia, sono molto però preoccupati perché dicono si è arrivati troppo tardi, hanno preoccupazione soprattutto per quanto riguarda i nuovi organici, i professori, gli insegnanti, i docenti, le maestre che dovranno entrare in ruolo, entrare al lavoro a settembre. Approvate le linee guida in conferenza Stato-Regioni, adesso è necessario lavorare perché studenti e docenti possano iniziare regolarmente le lezioni il 14 settembre, ma i sindacati avvertono il tempo a disposizione è poco. La parte applicativa e tutto il resto, forse siamo un po' tardi. Bisognava forse pensare per tempo che c'erano da organizzare determinate fasi di lavoro e organizzative importanti. Per settembre. Ci ritroviamo adesso a fine giugno dove praticamente tutto il grande lavoro dovrà essere fatto cosa? In 2 mesi? Il primo grande problema, spiega Moretti, è legato agli spazi e poi c'è tutto il capitolo relativo al personale docente. In Veneto mancano decine di migliaia di insegnanti, 1 migliaio nella sola provincia di Treviso. Andiamo in classe, non abbiamo tutto il personale docente che deve garantire queste classi
gruppi ridotti. Se l'organico che è stato stanziato quest'anno per la provincia di Treviso, come immagino tutte le altre, è lo stesso degli anni precedenti, il problema si pone. Stesso discorso per il personale ATA. È previsto che lo studente deve andare in classe, ogni lezione, ogni pausa, che siano le palestre, che siano i laboratori, devono essere ripuliti. In questo caso occorre che ci sia anche lì personale che fa sia l'accoglienza diversificata, accesso, spazi ben definiti, uscite. Il Premier Conte e il Ministro Azzolina hanno assicurato 50.000 assunzioni tra personale docente e ATA. Attualmente le forme di reclutamento, i dati precisi, dove sono? Tutto ruota dunque intorno alle modalità di reclutamento del personale. Abbiamo un concorso straordinario per coloro, docenti che avevano anni di servizi alle spalle, che è stato bloccato. È naturale che ci troviamo ancora col dubbio. Ma quando verranno fatte le prove? Siccome siamo ormai ai primi di luglio, abbiamo i 2 mesi estivi davanti, è possibile concludere una procedura per il 1° di settembre? Io la vedo impossibile. Quindi le forme di reclutamento che rimangono saranno quelle ovviamente dalle graduatorie. È preoccupata proprio sui ritardi nei tempi anche l'assessora del comune di Vicenza Tolio, che dice sì bene, sono contenta che si cominci il 14 settembre, però è troppo tardi. Ho sempre denunciato la mancanza di visione e di programmazione, quindi siamo ampiamente in ritardo. Punta il dito l'assessore all'istruzione di Vicenza. Siamo in ritardo. La campanella della scuola suonerà il 14 settembre. Il governo ha fissato il giorno e le regole del gioco. Screening e testa campione per professori, studenti, operatori della scuola e distanza di 1 metro tra le teste dei ragazzi. E già, le linee ci sono, ma arrivano in ritardo. Intanto è poco fattibile organizzare a piccoli gruppi se non ci si mette in testa di darci più personale, di reclutare nuove leve, di dare una mano, perché è ovvio, è una cosa semplicissima, se un insegnante ne tiene alcuni, un'altra ne deve tenere gli altri. Insomma, il governo deve investire sul personale, ma i meccanismi per reclutare insegnanti sono complessi e il tempo inizia a mancare. Poi c'è l'altro problema: distanziare gli studenti significa aumentare le classi e lo spazio negli istituti non c'è sempre. Siamo in ritardissimo per poter fare degli interventi sostanziosi. Ci sono delle scuole che hanno delle parti sottoutilizzate ma che avrebbero bisogno di manutenzione. Io è da tempo che denuncio la necessità di avere liquidità, di avere la possibilità di intervenire con urgenza. Ci siamo accreditati come comune per partecipare ai bandi di edilizia scolastica, però luglio, agosto e settembre è alle porte. Parola di Cristina Tolio, il primo assessore in Italia ad aver reso operativa la riapertura delle scuole materne dopo il lockdown, seguendo le linee guida venete presentate da Zaia. Cristina Tolio che a questo punto ha un consiglio da dare al Premier Conte. Un consiglio: che si sbrighi, che bisogna usare, che bisogna avere coraggio, bisogna fare dei protocolli chiarissimi con l'utenza e poi auspicare, cosa che auspichiamo tutti, che anche il virus perda sempre di più potenza. E a proposito del piano scuola, un duro attacco da parte dell'onorevole Germano Racchella contro la ministra all'istruzione Lucia Azzolina. Azzolina? Bocciata. Lo dice ad alta voce l'onorevole Germano Racchella, che dai banchi dell'opposizione a Roma fa partire una vera invettiva contro il ministro. Scuola di sabato, utilizzo di locali esterni, mancanza di coperture economiche, classi pollaio e disagi per le famiglie che dovranno conciliare il lavoro con gli orari spalsati delle lezioni. Racchella, che ha presentato un'interrogazione parlamentare al ministro, si schiera dalla parte di docenti, studenti e famiglie, invocando chiarezza sulla ripresa di settembre. Le linee guida del famoso piano sulla riapertura delle scuole sono indegne. Non c'è nulla all'interno del piano scuola che non si presti a mille interpretazioni possibili, diffondendo confusione e preoccupazione. La ministra Azzolina, d'altro canto, dimostra a questo punto di avere una certa predisposizione per l'avicoltura, perché ha previsto le classi pollaio, senza nessuna riduzione del numero di alunni ammassati in aula. Forse il ministro Azzolina farebbe meno danni se si dedicasse a questo punto all'agricoltura. C'è una breve pausa, ci troviamo tra pochissimo.
Rieccoci in diretta. Ricorderete senz'altro il brutto incidente avvenuto in zona Giudecca il 2 giugno del 2019, quando la nave da crociera MSC si schiantò contro il pontile. Ebbene, questo incidente è stato causato dall'imperizia del comandante. L'esito appunto della perizia tecnica che è stata messa agli atti dalla procura del capoluogo lagunare di Venezia, quindi tra l'altro l'incidente era stato generato dalla sottovalutazione di un problema tecnico che, invece di essere affrontato seguendo le procedure standard, ha portato alla perdita di controllo della nave, con il conseguente schianto che solo per un fortunato caso ha provocato soltanto, ricorderete, danni alle cose. Fortunatamente in quel frangente non era rimasto nessun ferito, tantissima paura, ricorderete le immagini impressionanti di quello schianto, però per fortuna nessuno era rimasto ferito in quel frangente. Esclusi da ogni addebito i comandanti dei due rimorchiatori, che nulla potevano fare per evitare l'accaduto, e agli ufficiali del porto. In pratica, una volta saltato il funzionamento dei comandi del timone, il comandante avrebbe dovuto, secondo la perizia, secondo i periti dunque, spegnere i motori, utilizzare gli strumenti di emergenza per controllare la nave. Secondo la perizia voluta dai PM Andrea Petroni e Giorgio Gava, titolari tra l'altro dell'inchiesta per danneggiamento con pericolo colposo di naufragio, alla responsabilità del comandante si aggiungono negligenze del capo elettricista, dell'ufficiale di macchina e del direttore di macchina, posizioni quest'ultime che la procura adesso dovrà valutare per l'eventuale iscrizione nel registro degli indagati. E per quanto riguarda dal punto di vista degli esperti dell'MSC, la causa è solo tecnica e generata da una difformità dei cablaggi elettrici del sistema di navigazione. La perizia invece è stata molto chiara, abbiamo sentito. È stata colpa appunto del comandante, che avrebbe dovuto spegnere immediatamente i motori appena avvisata la perdita di controllo della nave da crociera. E invece adesso ci occupiamo di economia, perché riapre il rapporto tra Vicenza e la città cinese di Guiyang. C'è stata una videoconferenza in cui si cerca in qualche maniera di risaldare i rapporti non solo di amicizia ma soprattutto economici tra Italia, Vicenza nello specifico, e Cina. Se Covid-19 non permette ancora viaggi e incontri tra delegazioni, ad accorciare le distanze ci pensa il web, ed è così che le amministrazioni di Vicenza e della città cinese di Guiyang si sono ritrovate in videoconferenza. Vicenza sarebbe dovuta volare in Cina a maggio in occasione della Fiera Mondiale High Tech, visita annullata a causa Covid. Sono lieto di incontrare questa importante rappresentanza a seguito anche dell'ultima visita che c'è stata qui a Vicenza l'anno scorso. Un rapporto, quello tra le due città, cresciuto nel periodo della quarantena, con la cittadina cinese che si è distinta per un'importante donazione di materiale sanitario, in quel periodo particolarmente difficile da reperire, mascherine, guanti e camici fatti arrivare a Palazzo Trissino. Oggi l'incontro in videoconferenza con l'amministrazione di Guiyang e il suo primo cittadino Chen Yan è un altro importante passo verso il patto di amicizia tra le due città. È arrivato però il momento di guardare avanti e riprendere il percorso che avevamo intrapreso con la firma del protocollo, del patto di amicizia che fu fatta qui a Vicenza. Un'occasione per insaldare gli ottimi rapporti ed anche sviluppare business delle imprese iberiche in una fase oggi di post-Covid, dare seguito alla creazione dei gruppi di lavoro dedicati ad alcune macro aree di intervento a livello industriale e commerciale. Patto di amicizia, ha auspicato il consigliere Leonardo De Marzo, per un futuro gemellaggio tra le due città, in vista di un prossimo viaggio, confidando che possa avvenire già a settembre durante la locale fiera del Food and Beverage. Eccoci qua ancora, adesso siamo riusciti a collegarci via Skype con il sindaco di Gallio, Emanuele Munari. Insomma, oggi una domenica spettacolare di piena estate e noi confidiamo nel grande afflusso di turisti, mantenendo ovviamente tutte le distanze di sicurezza e quant'altro, sull'altopiano. Emanuele Munari, buongiorno, benvenuto e ben ritrovato nei nostri studi, anche se a livello virtuale, vero? Ci troviamo. Certo. Però, insomma, la situazione sull'altopiano com'è in questo fine settimana? Sì, buongiorno a tutti voi e grazie per questo collegamento Skype in velocità. Quello che era un po' il nostro auspicio, ma di fatto si è verificato. Già da ieri abbiamo visto i primi arrivi sull'altopiano e effettivamente oggi l'altopiano è preso di assalto, grazie a Dio.
Quello che più mi fa piacere è cominciare a vedere che anche negli alberghi ci cominciano a vedere le prenotazioni, grazie a Dio. Quindi anche gli alberghi possono cominciare a sorridere un po', avere un po' di speranza per quest'estate che sta cominciando per noi oggi, e quindi che sia di buon auspicio per tutti i nostri operatori economici affinché possano ritrovare la serenità e qualche soldino anche nel loro cassetto. Certo, perché appunto proprio la situazione degli alberghi, anche delle case in affitto per l'estate, fino a pochi giorni fa era davvero drammatica. C'era parecchio timore che non si riuscisse a decollare quest'anno. Certo, invece grazie a Dio gli appartamenti in affitto sono stati sold out già da una quindicina di giorni. Confidiamo anche nelle seconde case, i cosiddetti proprietari di seconde case che sicuramente sceglieranno il nostro altopiano, le loro case, perché qui si sta bene. Il distanziamento sociale di fatto per noi è un fatto naturale, perché l'ampiezza dell'altopiano di per sé garantisce di fatto questo distanziamento a livello generale per chi cammina, per chi va a passeggiare, per chi va in bicicletta, per chi va anche al bar, per chi va anche a passeggiare nei centri dei nostri paesi. Quindi tutto sommato l'altopiano da questo punto di vista ben si presta anche per l'aspetto sicurezza. Appunto, al proposito, dobbiamo ricordarlo, lei è voce istituzionale, dobbiamo lanciare questo forte messaggio a tutti quanti, perché il Covid-19 non è morto, il Covid-19 c'è ancora purtroppo, è vero che si è affievolito, è vero che la potenza è diminuita in maniera esponenziale, però esiste ancora, c'è ancora la paura di poter essere contagiati, la preoccupazione c'è forte, quindi proprio anche a livello istituzionale da parte sua sarebbe giusto dire alle persone ancora una volta di continuare a mantenere, mai abbassare la guardia, come ha detto tante volte anche lo stesso Zaia, mai abbassare la guardia, ma tenere sempre tutte le misure di sicurezza. Sì, assolutamente sì, questo lo diciamo sempre in ogni occasione quando rilasciamo qualche intervista. Guai abbassare la guardia, di fatto qualche piccolo focolaio in Italia e anche in Europa si è riverificato, quindi appunto mai abbassare la guardia. È pur vero che in qualche modo ci stiamo lentamente dimenticando di questo coronavirus e ci stiamo abituando di nuovo alla vita normale, però sarebbe un grave errore cedere proprio in questi giorni, in quest'estate, dove invece dobbiamo, rispettando le regole, goderci in pieno quest'estate. Quindi non roviniamo quest'estate, non roviniamoci le nostre vacanze, teniamo botta un attimo, portiamo un po' di pazienza, perché se in questi 2 mesi riusciremo in qualche modo a rispettare le regole più elementari, sicuramente per settembre-ottobre non ci sarà questa che tutti dicono la seconda ondata. Io invece mi auguro che veramente questa seconda ondata non ci sia, perché grazie al comportamento di noi italiani, che rispettando le regole, quelle più normali, sicuramente riusciremo a debellare questo virus. Bene, allora grazie al sindaco di Gallio Emanuele Munari, grazie per il suo intervento e buona domenica, sindaco. Grazie a te tanto, a tutti voi, grazie Vanessa, buona giornata a tutti. Grazie al sindaco di Gallio Emanuele Munari. A proposito di caldo, abbiamo realizzato, proprio abbiamo sentito com'è la situazione nel nostro comprensorio, nella nostra zona, quindi vediamo il servizio per le alte temperature che fortunatamente sono arrivate. L'estate è arrivata dopo un periodo piovoso e con la colonnina di mercurio al di sotto della media, ma i 30 gradi sono già stati superati quasi ovunque nella Pedemontana e a Bassano, con una forte umidità che alza la temperatura percepita dall'organismo umano. E le medie notturne iniziano ad assestarsi attorno ai 20 gradi. Il timore è che arrivi ora un'ondata di calore anomalo, ma forse non tutto è perduto. Nessuna ondata di caldo eccezionale in vista, anzi avremo giornate sì serene, con cieli in prevalenza senza nubi, con temperature sempre estive, quindi valori che soprattutto domani, domenica, supereranno a tratti abbondantemente i 30 gradi, con picchi fino a 33-34 gradi, specie sul medio-basso Veneto. Il fine settimana sarà all'insegna del sole e del caldo, ma per la settimana prossima forse è il caso di tenere pronti gli ombrelli. Non ci sarà nessuna ondata di caldo, perché proprio già da mercoledì e poi probabilmente, anche se manca qualche giorno, nei giorni a seguire, saremo sotto correnti più umide e più fresche, e quindi la formazione di rovesci e temporale sarà molto più organizzata rispetto alla giornata di lunedì.
Insomma, abbiamo sentito le previsioni del tempo, insomma siamo arrivati d'estate, estate calda, per fortuna dico io, perché io sono una grande amante del caldo, di conseguenza io sono molto felice dell'arrivo di queste temperature decisamente alte. Abbiamo sentito poco fa all'inizio del nostro notiziario l'intervista al governatore Zaia, un estratto dell'intervista del governatore Zaia, che appunto si occupava di questi 4 mesi di duro lavoro quotidiano, continuo, che è stato fatto, proprio lui, lo ricorderete, lo avete visto quotidianamente dalla sede regionale della Protezione Civile, assieme sempre ai 2 assessori Lanzarin e Bottacin. E insomma, allora vediamo assieme l'intervista integrale che è stata realizzata proprio al governatore del Veneto, Luca Zaia. Vediamo se si riesce. Presidente, sono passati tantissimi mesi, tantissimi giorni da quel 21 febbraio. Lei è ancora qui, non ha ancora fatto un giorno di riposo. Beh, sono tanti giorni, siamo ovviamente a giorni impegnativi, abbiamo vissuto questa esperienza. No, nessun riposo, perché poi alla fin fine Pasqua, Pasquetta, 1° maggio, 25 aprile, ma l'ho fatto volentieri assieme alla mia squadra e penso che quando il gioco si fa duro bisogna scendere in campo. Scendere in campo significa affrontare il problema, essere qui a governarlo e soprattutto fare sintesi, perché poi ci vuole sempre qualcuno che prenda le decisioni e ovviamente si porti a casa la responsabilità. Non dimentichiamoci che io sono qui sia come ruolo di governatore, quindi presidente di regione, ma anche come soggetto attuatore, visto e considerato che sono soggetto attuatore per l'emergenza coronavirus. Ecco, lei non ha voluto lasciare i veneti nemmeno un giorno da quando si è saputo tutto, o meglio, da quando ancora non si sapeva nulla. Il fatto che lei abbia fatto una conferenza ogni giorno per rimanere accanto ai veneti, per dimostrarsi accanto a loro, ha significato moltissimo per ognuno di loro. L'hanno dimostrato i tanti ascolti in televisione e anche le tantissime visualizzazioni delle sue dirette online. Allora, intanto mi lasci ringraziare tutti, in particolar modo ringrazio voi, cioè Antena 3, Rete Veneta, perché comunque assieme alle altre televisioni, assieme agli altri giornalisti avete dato modo di dare informazione. Sa, oggi c'è qualcuno, ma pochi, fanno le riunioni nelle cabine telefoniche che mi dicono, o meglio a me non lo dicono in giro, ma Zaia fa politica, ma Zaia condiziona i veneti. Allora, partiamo dal presupposto che io non sono colui che pensa che i veneti siano degli idioti che possano essere teleguidabili da una conferenza stampa, quindi chi dice questo pensa che i veneti siano degli idioti. I veneti sono autonomi, liberi di pensare, lo hanno dimostrato 1000 volte nella storia dei veneti. Dall'altro invece è vera una cosa, che questa partita del coronavirus è andata bene, fra virgolette, beh sì, ma poteva anche andare male, ma io ci ho messo la faccia dal primo giorno, perché comunque è fondamentale che il capo ci metta la faccia. E poi ho voluto, e per questo vi ho ringraziato, avere un filo diretto con i cittadini. Non trovavo corretto darle incarico, che so, al mio direttore della sanità, piuttosto che a qualche altro dirigente, di parlare ai veneti. I veneti devono sentire parlare chi poi prende le decisioni. E i veneti hanno apprezzato, no? Non c'è nulla di pianificato, non c'è nulla di ragionato a tavolino. Io ho preso la cartellina il primo giorno e ho detto, siccome voi eravate qui, vi ricordate, vivevate qui, ho detto scendo e parlo con i giornalisti. Da lì il secondo giorno, terzo, alla fine poi vi ho portato all'interno perché ho detto ma c'è brutto tempo, c'è freddo, e abbiamo iniziato. Però pensare che oggi la conferenza stampa sia diventata un appuntamento mi fa piacere, anche perché nella conferenza stampa non è che parliamo di cretinate, si parla di problemi di coronavirus, cerco di mantenere nell'ambito sanitario, ho voluto presentare i diversi professionisti della sanità, perché la sanità ha una squadra, non ci sono i singoli ma c'è una squadra, e penso che i veneti, dagli ascolti che si vedono, abbiano assolutamente apprezzato. Insomma, vedere in viso, che so, il professor Navalesi piuttosto che la professoressa Tacconelli, la dottoressa De Silvestro che si occupa del plasma, e la dottoressa Cattelan che si occupa delle malattie infettive, piuttosto che i tanti che abbiamo conosciuto, insomma il professor Vianello per quanto riguarda la pneumologia e molto altro ancora. Insomma, questa è la dimostrazione di una squadra che va e va alla grande.
Presidente, lei è sempre stato amatissimo, lo sappiamo, però dopo questi mesi i consensi sono arrivati anche da oltre regione, perché tutta Italia ha un'ottima opinione di lei come Presidente della Regione, lo so anche a livello personale, perché insomma, come sappiamo, io ho un rapporto particolare con una regione che è la Puglia. Proprio andando lì, lei è amatissimo anche al sud. Si aspettava un consenso del genere, e sappiamo che l'abbiamo visto anche nelle statistiche, primo in Italia. No, non me l'aspettavo, poi le dirò che è anche naturale che arrivi del consenso, visto e considerato che noi governatori siamo stati sotto i riflettori per 130-140 giorni, siamo partiti dal 21 febbraio. Dall'altro però ho sempre avuto, diciamo, il benestare anche di molte regioni del sud, di molti cittadini del sud, perché io vengo dalla mia esperienza di ministro e non mi sembra di aver lasciato un brutto ricordo in quelle terre. Penso che sia fondamentale fare il proprio dovere, lavorare secondo coscienza e a volte anche fare scelte controcorrente. Quanti non hanno iniziato? Io mi ricordo che i primi giorni c'erano i sondaggi sui governatori a precipizio perché chiudevamo ospedali, perché proponevamo aree rosse, perché Zaia ha chiuso il carnevale, perché non doveva farlo. Si ricorda qualche suo collega addirittura andò avanti per una settimana invocando la riapertura. Ricordiamo tutto. Alla fine abbiamo avuto ragione noi e quindi penso che i cittadini abbiano apprezzato di dire beh, questo ha avuto le palle, ha fatto anche scelte controcorrente, ma le ha fatte nel nostro interesse. Noi abbiamo avuto circa 20.000 persone contagiate in Veneto, ne abbiamo curate e guarite 6.500, purtroppo abbiamo 2.004 morti nella sanità del Veneto, scusate, cittadini veneti morti appunto per coronavirus, però siamo riusciti a evitare il peggio, perché il peggio significava veramente una strage, bastava sollevare il piede dall'acceleratore, farsi vedere una volta alla settimana, fare qualche telefonata e qui veniva giù il mondo, perché questa è la verità. Ecco, due cose. Lei ha detto, naturalmente noi governatori siamo stati in prima linea, quindi un po' normale che abbiamo ottenuto consenso. Non è stato così proprio per tutti. Lei ha avuto un consenso, si potrebbe dire, unanime, proprio in tutto il Paese. E poi ancora ha detto, ci ho messo la faccia da subito, avrà avuto anche timore in quei giorni nel prendere determinate decisioni, in primis quella di chiudere Vo'. Ma sa, grazie per averlo ricordato, perché qua adesso sembra che tutti abbiano chiuso Vo', che tutti abbiano chiuso Schiavonia, che tutti abbiano fatto i tamponi. Cioè, diciamo, mettiamo in fila le cose. Il 21 febbraio le ho decise io queste robe. I 3.000 tamponi a Vo', contro legge. Ricordo che la legge non prevedeva, le direttive non prevedevano di fare i tamponi a tutti, ma solo ai contagiati e ai contatti stretti, cioè ai familiari. Ho deciso da subito di chiudere l'ospedale di Schiavonia. Anche qui vorrei ricordare che è partito subito un comitato. Cioè, oggi con 2.000 morti, 6.500 guariti e 20.000 contagiati, mi chiedo che senso avesse avuto fare un comitato per riaprire Schiavonia perché Zaia l'aveva chiuso. C'è gente che è stata così offuscata dall'idea di far politica che non si è neanche resa conto che cosa stava arrivando. Terzo aspetto, dopo aver fatto i tamponi, quella sera ho deciso quello, chiudere Schiavonia, mettere le tende riscaldate. Mi sono preso gli attacchi perché ho messo le tende della protezione civile. Zaia sta spettacolarizzando un'influenza, avete visto che influenza è stata? E non ho solo chiuso Schiavonia, ho chiuso 10 ospedali, abbiamo dedicato il coronavirus, Vittorio Veneto, Villa Salus, San Camillo Treviso, Villa Salus Omeste, San Camillo Treviso, Dolo, Villafranca e poi altri che non sto qui a ricordare, Schiavonia, insomma Jesolo. Abbiamo dato una rete Covid per garantire l'assistenza normale agli altri cittadini. Non è stato facile, vanno ringraziati tutti i sanitari, tutti coloro che lavorano nel mondo della sanità, dalla signora delle pulizie al grande chirurgo, al grande professionista, a tutti coloro che comunque si sono dedicati. Pensate, al mondo del volontariato andrebbe ricordato, no? La protezione civile, la Croce Rossa, le croci in generale, tutti i volontari, i carabinieri in congedo, gli alpini, insomma tutti quelli che hanno lavorato. E direi che è stata una chiamata di popolo, ne viene fuori un popolo che chiede l'autonomia, ma perché l'autonomia se la merita, perché poi questa è la verità. Se dovessimo pensare al coronavirus, io dico che se 3-4 anni fa qualcuno voleva fare, ve lo ricordate, il referendum, no? Per cancellare di fatto le regioni, oggi se c'è un riferimento per i cittadini è la regione. Quindi il coronavirus ha sdoganato
le regioni, perché ha sottoposto le regioni a uno stress test e chi l'ha superato bene. Visto che ha parlato di autonomia, più e più volte in questi mesi è stata posta l'attenzione proprio sul concetto di autonomia che per il Veneto non è ancora arrivata, che ha la condizione obbligatoria, come lei ha sottolineato più e più volte, anche in vista delle prossime elezioni, e che dovrebbe essere data in particolare a questa regione proprio per come ha affrontato questi mesi di emergenza. Ah sì, noi la vogliamo fare, me lo lasci dire simpaticamente, seriamente lo dico perché abbiamo oltre 2.600.000 veneti che hanno chiesto e hanno votato un referendum regolare che non era una gazzebata, era un referendum regolare, sia l'autonomia, e quindi è un diritto di questi cittadini, dei veneti, avere l'autonomia. Dall'altro lo dico simpaticamente anche perché Antena 3 e Rete Veneta poi di fatto hanno tutti i giorni il contatore che sale. Io vedo questo contatore che sta arrivando a 1000 giorni, mi sto preoccupando, dico bisogna fermarlo sto contatore. E allora se da noi è un piccolo contatore, a Roma bisogna fare un camion rimorchio con un contatore grandissimo, metterglielo lì davanti al Parlamento e far capire che ci stanno prendendo in giro. L'autonomia è una roba seria. Sa qual è il vero problema? Che a Roma molti vedono l'autonomia come una sottrazione di potere, invece per noi l'autonomia è un'assunzione di responsabilità, cioè come se fossimo una famiglia, no? E c'è un figlio che ti dice guarda, io vado a lavorare, mi comporto bene, ho studiato, mi sono diplomato, laureato, adesso ti chiedo di darmi l'autonomia di fare delle scelte di vita, no? Allora, non è che il genitore pensa perdo il mio potere perché non ordino più delle cose al figlio, ma dice cavoli, mio figlio è diventato adulto e andrà a vivere da solo, si farà una famiglia e quella è l'autonomia. Allora, nei processi della vita l'autonomia è una roba normale, nei processi dei palazzi l'autonomia è una perdita di potere. Io dico invece che l'autonomia sarà veramente la vera pagina di storia che si scriverà in questi anni. Dopo come abbiamo gestito, come ha gestito questa emergenza, è praticamente impossibile che arrivi un no a questo punto, dovrebbero esserci delle motivazioni è un processo varie. naturale, c'è ancora molta resistenza, a Roma non hanno ancora capito che questa è la storia, cioè è un appuntamento con la storia questo. A Roma non hanno capito, o meglio ci sono due categorie, ci sono coloro che vedono l'autonomia come una perdita di potere, come l'ho detto, e quindi è una categoria che non voglio neanche giudicare perché secondo me è una categoria bieca e che ha dei problemi anche forse molto probabilmente psicologici. E poi c'è un'altra categoria di chi vede l'autonomia come la disgregazione di un paese, no? La mancanza dell'unità. Invece non è vero perché l'autonomia è centripeta, cioè unisce i paesi. Il centralismo è centrifugo, li disgrega perché se tu non dai libertà a chi cioè ai tuoi popoli è inevitabile che se la cerchino da soli. Io penso invece che il percorso sia tracciato. Guardi, tutti i paesi moderni dove i nostri ragazzi vanno ad emigrare non sono paesi sfigati, ma sono paesi che hanno il federalismo e l'autonomia. La Germania, la Gran Bretagna, pensi agli Stati Uniti, l'Australia, insomma, sono tutti paesi dove comunque si mastica pane e autonomia, perché poi è responsabilità, perché poi è riduzione delle catene decisionali e trovare un governatore che ti dice sì o no, non devo sentire Roma, devo sentire di qua, devo sentire di là. Penso che sia nei processi della vita è normale, in quelli della politica un po' di meno, ma diventerà normale. A proposito di politica, com'è stato il suo rapporto con il governo in tutti questi mesi e poi anche nel tema di elezioni? Ma un rapporto, diciamo, leale, di leale collaborazione tra istituzioni. Io penso che davanti a una tragedia come questa non si debba litigare. È come se andassimo in gita e fossimo in un pullman e vedessimo l'autista e il suo sostituto a fianco, sa che si danno il turno, e che litigano durante il viaggio. Tu dici, ma sti qua mi portano a destinazione o fan deragliare e uscire di strada il pullman, piuttosto che l'aereo? E allora, quindi noi dobbiamo dare tranquillità. Nel momento in cui c'è una tragedia, la Regione ha l'obbligo di dialogare col Governo e il Governo ha l'obbligo di dialogare con la Regione, punto. Dopodiché noi non abbiamo nulla da spartire con questo governo, almeno io non ho nulla da spartire, ho delle visioni che sono diametralmente opposte, ma si va sempre avanti, si va avanti pensando che prima viene il benessere dei cittadini e la loro salute. Ecco, lei con alcune delle sue ordinanze è andato in qualche modo, tra virgolette, un po' contro a determinate decisioni che erano state prese dal governo e in qualche modo il Veneto è diventato capofila anche poi per altre regioni. Sì, siamo stati apripista, questo ce lo riconoscono tutti.
Ma vi ricordate quando ho fatto l'ordinanza per il cibo da asporto, no? Sembrava un'eresia, qualcuno voleva mandarmi l'esercito, semplicemente per poter permettere ai nostri operatori di consegnare del cibo a casa. Cioè era un problema per qualcuno anche dire alla gelateria consegna il gelato a casa. Io penso che noi comunque, penso alle pizzerie che sono riuscite a ridare un minimo di ossigeno alle loro attività con l'asporto della pizza. Queste sono cose fatte di buon senso, col cuore, per aiutare i nostri operatori. Qualcuno avrebbe voluto tenerli lì, sterilizzati, blindati fino al giorno dell'apertura, ma è lunga, dal 21 febbraio al 18 maggio un ristorante, un bar muore. È inevitabile che molte attività siano andate in grande difficoltà, ma noi siamo stati apripista, nel chiudere, ma lo siamo stati anche nell'aprire. Io dicevo sempre ai veneti, no? Lei si ricorda, ha fatto tutte le conferenze stampa, cioè cosa vuol dire? Dicevo sempre, guardate, rispettate le regole, restate a casa per uscire di casa, questo era il mio slogan, no? Restate a casa per uscire di casa, sembra un controsenso, ma era così, più restavamo a casa più possibilità avevamo di uscire di casa, perché il virus pian piano se ne sarebbe andato e la storia ci ha dato ragione. Lei ha sempre dato estrema fiducia ai veneti, ha sempre detto io ho fiducia nei veneti, loro sono responsabili, so che capiscono che cosa sto facendo, anche quando c'è stata la famosa ordinanza dei 200 metri. Ma sì, guardi, io ho fatto quell'ordinanza, qualcuno magari può aver tirato il naso, soffiato, però alla fine i veneti hanno ascoltato me e questa è la dimostrazione che siamo un popolo. Siamo un popolo di persone per bene, una storia paurosa, 1100 anni di Repubblica Veneta, dei monumenti unici, Venezia, e ogni paese ha un monumento che vale il viaggio per una visita, le Dolomiti, il lago di Garda, le spiagge, il circuito termale, il delta del Po, le città murate, le colline, i 8 siti, siamo la regione con più siti patrimonio dell'umanità. Siamo veneti. Cioè, quindi non esiste che qualcuno da fuori viene a dirci cosa dobbiamo fare. Noi abbiamo le idee chiare, poi ognuno va a casa con la sua idea politica, siamo veneti di destra, di sinistra, di centro, di su, di giù, ma siamo veneti. A me danno fastidio i veneti che fanno finta di non essere veneti, sono pochi, ma a me danno fastidio i veneti che fanno finta di non essere veneti, perché uno che non ama la sua terra e si vergogna della sua terra è come se si vergognasse di sua madre. Poco fa lei ha detto tante delle decisioni che sono state prese con il cuore. Lei ha messo sempre il cuore e l'ha messo soprattutto quando parlava di due fasce particolari, i bambini a cui lei ha voluto dare tanta attenzione da subito e poi gli anziani che proprio qualche giorno fa ha voluto aiutare, soprattutto coloro nelle case di riposo, dando la possibilità di vedere i loro cari. Noi abbiamo un accesso alle informazioni che è privilegiato, c'era lei, c'erano le persone che lei conosce, ce l'ho io, le persone che conosco, si mette nei panni di un cittadino che non necessariamente deve essere anziano o bimbo, di un cittadino che si fa il lockdown, si fa la quarantena, resta chiuso in casa, in un piccolo appartamento magari di 50 metri quadri, magari anche senza terrazza, e questo si passa, non può permettersi di uscire e prendersi una multa perché sballa tutto il bilancio familiare e si passa 1 mese, 2 mesi, 3 mesi. Ci vuole una voce, fra virgolette, familiare che ti dia delle indicazioni. Io ho pensato poi alle 2 categorie estreme che sono quelle degli anziani e dei bimbi, perché sono 2 categorie che erano delicatissime. Gli anziani perché la mia preoccupazione era quella del coronavirus, quindi che non si infettassero. Siamo partiti oggi, tutti parliamo di mascherina, di quarantena, di distanziamento sociale, di gel sulle mani. Voglio ricordare che il 21 febbraio era tabù anche parlare di mascherina. Dall'altro i bimbi. Io ho vissuto da bimbo, avevo forse 5 o 6 anni, la tragedia dell'atrazina nelle acque del mio paese. Ed era già un incubo vedere il camion che portava l'acqua. Io mi ho pensato a quei bimbi, ho detto, i bimbi, qualcuno deve pensare ai bimbi. E sai qual è la più grande soddisfazione? I disegni che mi hanno mandato, le letterine che trasformeremo in una mostra. Ma il fatto che mi abbia chiamato una psichiatra dell'età evolutiva qualche giorno fa, quindi a fine emergenza, e mi ha detto, guardi, io posso certificare che lei è l'unico in Italia che si è occupato dei bambini, che si è occupato di parlare tutti i giorni ai bambini, che ha fatto vedere i disegni. Qualcuno banalmente va a Mazzaia, cioè rende ridicola l'istituzione, fa vedere i disegni. Guardate, io faccio vedere i disegni perché i bimbi vanno coinvolti. Ci ho fatto l'operazione dei pulcini per coinvolgere i bambini. Quei bambini stavano a casa tutto il giorno a vedere in TV
camion che trasportavano morti, genitori che parlavano del pericolo e della paura di morire, e di una vita che cambiava perché non era più, era segregazione, era un regime carcerario. E io allora ho voluto dire, ho avuto la fortuna, la storia mi ha dedicato queste uova di questi due bimbi, Damiano e un altro bimbo, ci hanno regalato l'incubatrice e abbiamo fatto nascere i pulcini, e i bimbi hanno trascorso 20 giorni di attesa, poi i disegni sui pulcini. Insomma, queste operazioni vanno costruite per pensare a questa fascia debolissima ma che è la più importante della nostra società, i bambini. Ecco, infatti proprio per questo, perché in un particolare momento tante famiglie, magari anche attraverso post sui social, sostenevano come i bambini fossero stati dimenticati dal governo. Ma non da me. Esatto. Io non li ho mai dimenticati i bambini, dal primo giorno sono sempre stati in prima fila. Il fatto è che qui il sabato e la domenica arrivino i bimbi a salutare, a ringraziare, dà una dimostrazione che comunque i bimbi si sentono coinvolti. Cioè un bimbo veneto non si sente fuori dalla vicenda coronavirus, sa che cos'è la regione, sa che cos'è la protezione civile, lo si capisce dai disegni, sa che cos'è la traduzione per la lingua dei segni, quindi con Chiara che ci ha fatto la traduzione tutti questi giorni, i giornalisti. Pensate anche al ruolo educativo che ha avuto tutta questa vicenda, trasformare un'emergenza che potrebbe essere diventata l'emergenza del silenzio nelle case, no? Pensa a giocare, non preoccuparti, a quello di coinvolgere i bambini. I bambini hanno avuto tutte le informazioni. È bello sapere che i bimbi pretendono di guardare la TV a mezzogiorno e mezzo, questo è una roba eccezionale, che poi noi facciamo dei discorsi che io, se fossi bimbo, penso a discorsi noiosi, fammi vedere Peppa Pig o qualcos'altro. Invece alle 12:30 la conferenza stampa. Presidente, lei è un amministratore e ha amministrato questa emergenza dal primo giorno. Secondo lei, se ha sbagliato, in che cosa ha sbagliato il governo? Guardi, cioè, noi tutti sbagliamo, è inutile che facciamo la lista degli errori del governo piuttosto che miei, tutti abbiamo sbagliato. Il governo forse a volte ha peccato di presunzione, o meglio non ha mai avuto fino in fondo l'idea di pensare che l'autonomia sarebbe servita. Le faccio un esempio, nel 2010 quando ho avuto l'alluvione, 10.040 famiglie e imprese alluvionate, 235 comuni, quindi metà comuni del Veneto, tutti mi hanno sconsigliato di fare il commissario, dico guarda viene fuori un casino, 10.040 famiglie da indennizzare, i soldi, io invece accettai e applicai subito l'autonomia, quell'autonomia che io rivendico e che ho applicato, lo sento ai sindaci di allora, presi le risorse che avevo, le diedi in maniera diciamo abbastanza spanometrica come anticipo ad ogni comune dissi non sarà più che l'emergenza la gestisce la regione e paga il singolo cittadino, ma tu devi occuparti dei tuoi cittadini, tutti hanno avuto i soldi. Quindi ho creato 235 piccole banche comunali che hanno liquidato direttamente i propri cittadini. Questo vuol dire essere in sinergia col territorio, applicare l'autonomia reale ed è esattamente quello che bisogna fare. Forse il governo se avesse applicato questa filosofia, avesse avuto meno paura delle regioni, forse potevamo correre un po' di più. Comunque è andata bene. E l'Unione Europea? Beh, totalmente assente, latitante, perché il termine giusto è latitante. Un'Unione Europea che non ha fatto un minimo di coordinamento sanitario, politico, un'Unione Europea che ci ha lasciato soli, un'Unione Europea che ci ha fatto discutere per un mese e mezzo di corridoi, di aperture, non aperture, di quarantene, non quarantene tra i diversi stati, un'Unione Europea che non ha senso di esistere a queste condizioni. Glielo dice un europeista convinto. Io non sono contro l'Europa, ma va modificato questo modello di Europa. Ripercorrendo un po' le fasi iniziali, c'è stata poi tutta la partita delle mascherine. Lei si ricorda ovviamente quel famosissimo giorno in cui sono state presentate le mascherine che poi ha donato Grafica Veneta, che le aveva realizzate lavorando insomma giorno e notte e che poi sono state distribuite in tutta Italia in un momento in cui di mascherine non si riusciva ad averne nemmeno una. Ma sa qual è il problema? Noi abbiamo una sorta di diario che abbiamo scritto, quindi presenteremo anche pubblicamente giorno per giorno con tutte le cose fatte, i provvedimenti, le ordinanze, le email, in modo tale che resti una foto. Però l'unica cosa che non c'è in questa foto è il riuscire a cristallizzare il sentimento del momento. Perché oggi, dirla così, mancavano le mascherine. Quindi noi abbiamo
provveduto ad approvvigionarci grazie a Fabio Franceschi, a Grafica Veneta, che ce le ha regalate 13, 14, 15 milioni di pezzi che noi poi abbiamo distribuito con i volontari ai veneti, e poi c'è stato anche qualcuno che ha voluto pignolare, no? Una volta ci insegnavano che a cavallo donato non si guarda in bocca, e c'è qualcuno che, siccome c'è sempre questa volontà di dire che se qualcuno fa qualcosa lo fa per interessi, noi le mascherine non le abbiamo pagate, lo possiamo dire a gran voce. La regione, io sarei stato disposto a pagarle, e premetto questo, la regione non le ha pagate, quindi a noi sono arrivati 13-14 milioni di mascherine che abbiamo girato gratuitamente ai veneti, ma c'è sempre qualcuno che ha qualcosa da dire. E a proposito di qualcosa da dire, anche tutta la partita sanità, in questo caso la sanità pubblica ha dimostrato... Ha lavorato. Abbiamo dimostrato che tutte quelle fandonie che dicevano i nostri oppositori da mesi, che il Zaia ha consegnato la sanità ai privati, ma quali privati? 464 terapie intensive, solo il 5% in mano ai privati, abbiamo gestito tutto col pubblico. Abbiamo chiesto, ovviamente, fatto rete con i privati, ma è tutto pubblico. Zaia sta smantellando la sanità pubblica, ma che è smantellato? Abbiamo dimostrato di aver avuto gestione non solo degli poi diventati 825 posti di terapia intensiva, ma anche le malattie infettive, 1600 posti, 400 posti di subintensive, tutto gestito dal privato. Direi che abbiamo dato dimostrazione che il sistema tiene. Presidente, parlando di un argomento un po' più leggero, durante tutte queste conferenze ci sono stati anche quei momenti, no, più simpatici, siamo un po' diventati una grande famiglia, abbiamo condiviso questo momento emergenziale anche in un momento in cui fuori non c'era nessuno se non appunto noi. Ma intanto avete avuto l'opportunità di uscire di casa. Infatti. Grazie all'ordinanza. Ma al di là di questo, no, io sono a ringraziarvi, una grande famiglia. Spero che ci si possa ritrovare anche assieme ai veneti, non per queste occasioni, però ovviamente non escludo, ma anzi sarà così, che faremo ovviamente più punti stampa per poi dare aggiornamenti, perché avremo ancora molte informazioni da dare, ma garantire, ovviamente saranno tutte alle 12:30, avviseremo prima i cittadini per vostro tramite, ma non riusciamo a farlo tutti i giorni, perché poi vorrei ricordare, sono ormai 130 giorni o quello che è. Io ho anche un ufficio nel quale non sono più andato da 130 giorni, mi sono occupato del coronavirus, la Regione ha continuato a lavorare, i miei assessori sono stati eccezionali perché hanno mandato avanti strade, ambiente, eccetera, però il Presidente deve andare anche in ufficio, non può stare tutto il giorno in protezione civile. Prima di salutarci ce la dice un'ultima cosa, qual è il suo segreto? Perché lei è amatissimo ovunque, Presidente, è riuscito a veramente a catturare chiunque già prima, ma soprattutto in questi mesi. Qual è il segreto di... Ma guardi, io spero che si percepisca che le cose che le faccio col cuore e dico sempre quello che penso. I cittadini sanno che davanti c'è una trasparenza. Se cominci a avere un politico, comincia a parlare di robe strane in maniera difficile, eccetera, finisci che dice sto qua è un pirla, no, cioè non funziona. E tutto qua, insomma, del resto io sono quello che ha lasciato un ministero per venire in Veneto a governare il Veneto. E me lo dico da solo, da quando ci siamo noi, da quando ci sono io, oggettivamente il Veneto è molto più rispettato di prima.